Religione, canto, disegno e bella scrittura, ortografia, nozioni varie e cultura fascista, lavori donneschi e manuali. Nell'Italia fascista, col Ministero dell'Educazione Nazionale, le materie erano queste all'Istituto Barbarigo. Chiuse nelle teche le pagelle di chi aveva tutti i buoni voti e chi dall'insufficiente non ne veniva fuori. Si dormiva in quegli anni al collegio vescovile di Via Rogati, si condividevano i pasti, colazione, pranzo e cena, erano preti gli insegnanti. Era un altro mondo, certo, ma i valori insegnati e trasmessi ai giovani non sono cambiati, assicura il rettore di oggi, Don Cesare Contarini, nel giorno dell'inaugurazione al centro San Gaetano della mostra fotografica che celebra una ricorrenza importante, i 100 anni del Barbarigo. Era l'agosto 1919, la Grande Guerra era appena terminata, a Padova nasce quella che venne chiamata la Scuola del Vescovo. Abbiamo messo come sottotitolo di questa mostra apposta un'impronta che lascia il segno, che dà un segno, proprio pensando a quello che io in questi mesi di centenario ho colto da vari ex allievi. E oltre alla cultura, oltre alla formazione, cerchiamo di dare anche uno stile di vita improntato sulla disponibilità agli altri e sull'apertura al mondo. In esposizione una storia lunga un secolo divisa per stagioni, la storia del Barbarigo che nel corso della Seconda Guerra Mondiale sostenne la resistenza partigiana e vide morire alcuni suoi studenti. Si faceva protezione delle persone, si faceva un collegamento anche come staffette, si nascondevano armi sicuramente, si ciclostilavano documenti, è stato un periodo tutto speciale. E ricordiamo in modo particolare anche due ragazzi che avevano frequentato, uno con le medie e un altro stava ancora frequentando il liceo classico, diventati staffette partigiane e uccise il 6 settembre del 1944 a Piacenza d'Adige in un rastrellamento dei fascisti. Una storia che si intreccia con la storia della città, Barbarigo come un bene comune del territorio che ancora oggi forma i ragazzi, guardando ad esempi di coraggio ed ideali del passato e quelli più recenti. Padre Ezechiele Ramin, che studiò al liceo classico del collegio, divenne missionario, venne ucciso in Brasile a causa del suo impegno in favore dei piccoli agricoltori. 100 anni di volti, testimonianze che raccontano il cambiamento, l'evoluzione di un istituto, ma anche del mondo della scuola, con uno sguardo al presente e alle sfide del futuro. Visitabile fino al 24 febbraio.